Ciao ragazzi, non tutti sanno che dietro al mondo del radioascolto e dei radioamatori c'è tutta un'editoria specializzata, spesso davvero molto qualificata, che tuttavia in questi ultimi anni soffre di un po' di crisi. Ricorda ad esempio i testi e le opere di Nerio Neri per la stessa casa editrice di Radio Kit Elettronica, o quelli per gli Oscar Mondadori di Manfredi Nassa de Regni, e ad andare al Manuale Mondiale di Radio e Televisione, fondato dalla nota Billboard e poi passata a una casa italo-tedesca. Oggi invece vi porto a Venezia, dove Vittorino Boaga ha scritto un libro, Una vita da radioamatore, dove si racconta dei suoi esperimenti. Parleremo con lui del suo libro, soffermandoci peraltro anche sulla sua passione per la ricezione di satelliti meteorologici e radioamatoriali. Ma prima di lasciarvi all'ascolto del programma di oggi, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao a tutti! Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. In cima dello schiaccio, un chute seco del Reinaldo con la bola venceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Montota. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Venezia, dove abbiamo in linea Vittorino Boaga. Buonasera e benvenuto in trasmissione. Buonasera Dario e grazie per l'invito a questa interessante trasmissione che ascolto anche spesso. Ecco, allora Vittorino Boaga, oltre a essere radioamatore, è venuto alla ribalta delle cronache perché ha scritto un libro. Ne vogliamo parlare? Sì Dario, dunque questo libretto nasce per il fatto, no, che appunto ho già pubblicato diversi articoli su riviste per radioamatori con racconti di isole, avventure un po' in giro, attività tecniche, no? Che appunto molti colleghi mi hanno detto Vito, mi chiamano Vito, è più rapido, facci un libretto, metti assieme quei racconti e così queste cose non vanno perse, serviranno anche per i giovani, no? Così mi sono cimentato, ho raccolto vecchi articoli, vecchi racconti, appunto come dicevo già pubblicati su riviste, li ho messi assieme, li ho fatti vedere al mio amico Alfredo Gallarati e gli ho detto interessante Vito, dai mettiamoli assieme e li proponiamo un editore. Portati all'editore, questo qua praticamente nel giro di un mese mi ha pubblicato questo libretto, no? E tra l'altro non ha fatto neanche una collezione di bozze, aveva talmente fretta di mettere assieme questi racconti che l'ha pubblicato così com'era. C'è qualche refuso, diciamo chiaramente tu scrivi qualcosa. Ecco, editore, specifichiamo, credo si tratta di una casa editrice specializzata in temi di carattere elettronico legati al mondo dei radioamatori, che è la Sandit, no? Esatto, la Sandit, no? Sono più che altro specializzati su articoli tecnici, no? Infatti quando ho parlato con l'editore che gli ho proposto questi racconti, ho detto è interessantissimo questa cosa, mi mancava diciamo tra le mie pubblicazioni un testo di questo tipo qui, no? Ecco, infatti dicevo spesso ai miei amici, ragazzi prendete appunti perché non sono eterno, visto che ho quasi 77 anni, ma come puoi vedere l'entusiasmo per la radio si mantiene anche nel tempo, dai, ok? Ecco, quindi diciamo che il tuo libro a causa di questa casa editrice farà un po' il giro di tutte le fiere dei radioamatori in Italia, no? Perché Sandit è presente in tutte le fiere. Sì, infatti l'editore mi ha detto che nelle fiere ne vende parecchi di questi libretti. Un libretto alto meno di 1 centimetro, ci sono un po' di racconti, ma ci sono delle cose tecniche, ma anche delle cose interessanti a livello umano, di protezione civile, di imbarcazioni, di assistenza alle imbarcazioni a vela in giro per il mondo. Quindi
Ecco, ma veniamo a noi, Vittorino, come nasci tu come radioamatore? Ci racconti di come ti sei avvicinato al hobby del radioamatore? Infatti, no? Molti mi hanno chiesto questa cosa, infatti io provengo da una famiglia di musicisti, anche il mio socio era un violinista, tutti i miei zii erano nell'ambiente musicale, orchestrale, mio padre, mia madre con tutti i suoi fratelli. Io avrei dovuto studiare musica, se non che appunto ero ancora poco finite le elementari, prima e seconda media, mi è capitato sotto mano appunto un oggetto elettrico più che elettronico, no? E questa cosa mi ha affascinato, questi pezzi di fili che uscivano da una scatola, no? E così già in seconda media mi sono costruito una radio praticamente, e mi sono detto io da grande non farò il musicista, voglio diventare un tecnico, ed è quello che sono riuscito a fare. Quindi per molti anni ho lavorato per la principale azienda di telecomunicazioni italiana, un settore molto interessante anche, quindi ho mescolato la telefonia, l'elettronica, la telematica, l'informatica, io sono nato come radiotecnico, no? E quindi ho potuto esplorare un po' tutti gli ambienti, diciamo, del campo dei radioamatori, che è quello che facciamo attualmente. Ecco Vittorino, entrando un po' più nel merito nel campo dei radioamatori, in genere so che sia gli appassionati di radioascolto ma anche i radioamatori si freggiano di aver collegati un bel mucchio di paesi. Tu quanti paesi hai collegato? Collegati penso più di 300, poi non li ho più contati. Ma io mi interessavo più che altro più che diciamo del collegamento radio in se stesso, a me è sempre interessata la tecnica, quindi costruire delle cose e poi applicarle effettivamente in maniera che sia un utilizzo specifico, no? Quindi molte di queste attività che ho fatto sono anche nel campo della protezione civile, quindi molte cose le ho applicate proprio nella protezione civile, il fatto di mandare le mail senza avere una rete internet, sfruttare la propagazione radio sui vari metodi, è un campo talmente vasto che praticamente non hai mai finito di imparare, ecco questo. Ecco, ma volendoci limitare al discorso della tecnica, mi sembra che oramai sono già diversi anni che i radioamatori seguono anche loro il digitale, no? Che cosa possiamo dire in merito, Vittorio? Beh, guarda, quando è stato lanciato il satellite geostazionario appunto dall'Associazione di Radioamatori del Qatar, io mi sono messo subito all'opera per costruire i dispositivi per collegarmi a questo satellite geostazionario. Un satellite interessantissimo, ti permette di collegare un emisfero che va da una parte del Brasile fino a grosso modo poco più della Thailandia, dall'Artide all'Antartide, ti permette di fare comunicazioni digitali, quelle che facciamo in SSB, single side band, ma soprattutto le comunicazioni video. E qui si è aperto un mondo anche per la digital amateur television, e oltre che parlarci ci vediamo con la qualità della TV o tipo la DVB-T2 della TV di casa, ecco, ci vediamo con la stessa qualità del video, e lì si è aperto un mondo nuovo di tecnica, di costruzione, di applicazioni, di software, di programmi, e quindi è un mondo nuovo praticamente per noi, dove ci sono ancora molte prospettive di sperimentazione. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, Vittorino Boaga, scrittore, ha edito di recente un libro dal titolo Una vita da radioamatore. Hai accennato, diciamo, alle trasmissioni radioamatoriali sul satellite, ma credo che sia cambiato molto rispetto al passato. Credo che in passato bisognava avere delle apparecchiature specifiche per seguire i satelliti, no? Adesso mi sembra che è un po' più semplice. Dunque, per prima cosa non mi definisco uno scrittore.
Sono un tecnico che ha raccolto in un libretto un po' di esperienze da radioamatore, sia tecnica che avventura, e infatti lo metto nel titolo del mio libretto, questa cosa qui, no? Ecco, sì, una volta bisognava, chiaramente erano satelliti in orbita polare, in orbita bassa, in orbita media, quindi bisognava inseguirli. Mi sono dedicato sin dalla fine degli anni 60, pensati te, avevo 17-18 anni, alla ricezione dei primi satelliti meteorologici in orbita polare, quindi Nimbus, i Tiros, l'ESA 6, l'ESA 8, e attualmente questi satelliti meteorologici in orbita polare, gli americani sono spariti, i NOAA, che erano i più famosi, sono stati spenti proprio l'altro anno praticamente. Ora per ricevere queste immagini dai satelliti meteorologici riceviamo delle immagini trasmesse in modo digitale da un paio di satelliti russi che si chiamano Meteor 2, 3, Meteor 2, 4, anzi mi sembra che i russi abbiano il programma di lanciarne anche degli altri. Questi sono interessantissimi, infatti io ricevo queste immagini qui con l'impianto di ricezione di questi satelliti e metto a disposizione le immagini ai miei amici che vanno in barca, quindi mi chiedono come sono le immagini, come sono le nuvole. Sì, sono le previsioni, che in tutti i telegiornali hai le previsioni del tempo, ma vedere la foto dall'alto da 850 km dalla Terra ci dà praticamente un'impressione diversa di come può essere il tempo. Ecco, quindi diciamo che tu conduci una vita molto attiva, anche parlando di amici, per quanto riguarda le varie sedi dell'Associazione Italiana Radioamatori, perché credo che poi alla fine si sta sempre in sede per chiacchierare fra amici, no? La sede nostra di Venezia, che è l'Associazione Radioamatori Italiani, è stata fondata nel 1946, quindi puoi immaginarti, ho avuto l'opportunità di conoscere dei pionieri proprio della radio, con persone, addirittura Giulio Salom, sicuramente conosci, no? Diciamo quell'ufficiale della Marina che ha costruito la radio Ondina Est della Spedizione Nobile, ed era un veneziano e abitava a 300 metri qui da casa mia. Ecco, vogliamo un attimo riassumere qualche dettaglio in più circa questo libro edito dalla Sandit? Più o meno quante pagine sono, che formato, che aspetti brevemente raccoglie? Sì, questo libretto ha 115 pagine, sono un po' di racconti, infatti nella prefazione, che è stata scritta anche da Alfredo Galarati, dice: le pagine che presentiamo in questo volume racchiudono il succo di una vita vissuta da uno lui scrive dei più prestigiosi, ma saltiamo, radioamatori italiani, che si è speso per lunghi anni della sua vita in una passione a 360 gradi, la radio, ed è quello che faccio attualmente. Attualmente faccio anche delle lezioni nelle scuole per quanto riguarda queste cose relative ai satelliti, e poi qualche anno fa con Atros Argenton mi ha coinvolto nella radio nelle scuole 4.0, dove c'è il sito internet dove sono pubblicate tutte le nostre esperienze che mettiamo a disposizione degli studenti che vanno dalla scuola primaria fino all'università nei vari livelli. Quindi esperienze che facciamo noi in pratica le mettiamo poi a disposizione degli studenti delle scuole per poterle replicare. Ecco, diciamo che oramai siamo addirittura d'arrivo. C'è un traguardo che ti sei prefisso ancora rispetto, oramai mi hai detto che hai 77 anni, fai il radioamatore da tanti anni, adesso hai scritto anche questo libro? No, i traguardi non me ne pongono, vivo alla giornata, a braccio come si dice. Una mattina mi sveglio, apro un cassetto e vedo che cosa ho. Io dentro quel cassetto dico: ho questi oggetti, potrei costruire questa cosa. Ci sono altre cose, chiaramente mi studio e dedico molte ore del giorno a studiarmi i vari argomenti, perché mi è sempre piaciuto interessarmi dell'elettronica e di approfondire. Quando c'è una frase, una parola, un argomento che non capisco, devo assolutamente sviscerarlo e capire fino alla fine di cosa si tratta.
ho sempre avuto questa debolezza, ecco, chiamiamola così. Allora, in collegamento telefonico da Venezia, Vittorino Boaga, radioamatore, grazie per essere stato nostro ospite, spero di risentirti quanto prima e soprattutto in bocca al lupo per questo tuo libro, Una vita da radioamatore. Ok, grazie a voi e buon lavoro, siete fortissimi, buona serata, ciao. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. OpenAI ha presentato ChatGPT Health, una nuova funzionalità progettata per analizzare dati clinici e app, come Apple Health, al fine di offrire feedback personalizzati, spiegare esami medici e fornire consigli su dieta e fitness. L'obiettivo dichiarato è far sentire gli utenti più informati e sicuri nella gestione della propria salute. Nonostante le potenzialità, l'azienda precisa che il sistema non sostituisce il medico e non fornisce diagnosi, cercando di placare lo scetticismo legato alla sicurezza dei chatbot. Recentemente, infatti, inchieste come quella del Guardian hanno evidenziato rischi concreti. L'IA di Google avrebbe fornito dati errati su test oncologici, mentre ChatGPT è stato criticato per consigli inappropriati sulla salute mentale. Per mitigare questi pericoli, OpenAI sta collaborando con oltre 260 medici per identificare risposte potenzialmente dannose e ha promesso protocolli rigidi per la protezione della privacy. Nonostante le preoccupazioni degli esperti su possibili violazioni dei dati e allucinazioni del software, l'azienda punta a soddisfare una domanda massiccia. Circa 230 milioni di persone ogni settimana interrogano già il chatbot su temi sanitari. ChatGPT Health rappresenta quindi il tentativo di OpenAI di regolamentare e capitalizzare una tendenza ormai inarrestabile. A un mese dall'entrata in vigore del divieto australiano sui social per i minori di 16 anni, le testimonianze raccolte dalla BBC mostrano risultati opposti. Amy, 14 anni, riferisce un impatto positivo. Dopo un'iniziale crisi di astinenza, ha abbandonato la dipendenza da Snapchat e TikTok, riscoprendo attività fisiche come la corsa e sentendosi finalmente libera dall'ansia di dover mantenere le serie di foto. Al contrario, il 13enne Hail non ha cambiato abitudini. Utilizza date di nascita false o piattaforme escluse dal bando, come Roblox e Discord, per restare connesso, manifestando anzi maggiore irritabilità. Il governo australiano ha introdotto la legge, che prevede multe milionarie per le aziende tecnologiche inadempienti, per contrastare bullismo e contenuti dannosi. Tuttavia, gli esperti sottolineano che per molti giovani la transizione è complessa. La rimozione improvvisa dei social, usati spesso come meccanismo di difesa contro stress e noia, può causare inizialmente instabilità emotiva, mentre alcuni ragazzi sembrano riappropriarsi del proprio tempo, per altri la normativa resta facilmente aggirabile o fonte di isolamento sociale. Hyundai Motor Group prevede di implementare robot umanoidi Atlas, sviluppati da Boston Dynamics, nei suoi stabilimenti a partire dal 2028. Presentato al CES, Atlas è progettato per lavorare a stretto contatto con le persone, gestire macchinari e supportare i lavoratori umani in compiti gravosi o pericolosi. L'azienda intende integrare Atlas nella sua rete globale, inclusi impianti negli Stati Uniti, unendosi ad altre aziende come Tesla e Amazon nell'uso di robot umanoidi. Nonostante gli investimenti negli Stati Uniti, esistono preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro a causa dell'automazione. Sebbene Hyundai ritenga che il personale umano rimarrà necessario per la formazione dei robot, l'annuncio arriva nel contesto di un investimento di oltre 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti da parte di Hyundai per espandere la produzione e investire in guida autonoma e intelligenza artificiale. Parallelamente, il colosso automobilistico ha affrontato tensioni diplomatiche a seguito di un blitz anti-immigrazione nel suo stabilimento in Georgia nel 2025, che ha portato all'arresto di centinaia di lavoratori e a scuse ufficiali da parte della Casa Bianca. Anche Tesla di Elon Musk sta investendo molto nel suo robot umanoide, Optimus. Nvidia ha presentato Alpamayo al CES 2026, una piattaforma per la guida autonoma che introduce capacità di ragionamento nei veicoli, permettendo alle auto di gestire scenari complessi e spiegare le proprie decisioni. Il CEO Jensen Huang ha descritto questo come l'inizio del momento ChatGPT per l'IA fisica, annunciando una collaborazione con Mercedes per lanciare modelli dotati della tecnologia negli USA nei prossimi mesi, con successiva espansione in Europa e Asia. Alpamayo è open source e disponibile su Hugging Face per favorire lo sviluppo, e Nvidia prevede anche di lanciare un servizio robotaxi entro il 2027, nonostante le critiche di Elon Musk. Con l'annuncio dei nuovi chip Rubin AI, l'azienda da oltre 4,5 trilioni di dollari mira a trasformarsi in un leader di ecosistemi hardware basati sull'IA. È possibile leggere l'analisi completa sul sito web di Nvidia. Al fine di supportare questa transizione verso l'intelligenza artificiale su larga scala, l'azienda ha inoltre annunciato che i nuovi chip Rubin AI sono già in fase di produzione e verranno lanciati entro la fine del 2026. Saranno in grado di elaborare dati con un
consumo energetico ridotto, fattore determinante per abbattere i costi di sviluppo tecnologico. La presentazione ha incluso una dimostrazione video di una Mercedes-Benz che attraversava San Francisco in totale autonomia, evidenziando una guida naturale appesa da istruttori umani. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazine@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.